Puntata molto speciale questa volta, cari telespettatori. Ci troviamo in una città che a me sta particolarmente a cuore. Toronto, la città dove sono nato e sono cresciuto. Sappiamo che Toronto si trova in Canada, nello stato dell'Ontario, ma sappiamo anche che Toronto ha una forte comunità friulana presente ed è proprio in virtù di questa comunità che noi siamo venuti qui per accompagnare il vicepresidente della regione Friuli Venezia Giulia, il dottor Ciriani, che è venuto a ritirare una cospicua somma che poi verrà data per la gestione di un fondo di ricerca fra il Princess Margaret Hospital e il CRO di Aviano, il centro di ricerca oncologica. Questa somma è stata raccolta anche grazie alla comunità friulana e dalmata, ma non solo, anche alla Fondazione Krupp e ai vari impegni come la serata di Gran Gala che troveremo questa serata, dove la gente viene proprio per un impegno di solidarietà. Noi ovviamente avremo l'impegno di portarvi le immagini, di farvi conoscere anche i protagonisti friulani proprio che si sono dati molto da fare sia come comunità nel tempo sia per questi impegni di solidarietà, e darvi anche magari qualche immagine di una città, credetemi, davvero davvero molto bella. A voi non resta che seguirci. Vicepresidente Ciriani, abbiamo visto che in questa visita ufficiale a Toronto in Canada abbiamo trovato tanti friulani entusiasti di accoglierla. Sì, è stata un'esperienza davvero straordinaria, abbiamo capito e visto come i nostri ex emigranti friulani abbiano con il lavoro, con la dedizione, con l'onestà saputo scalare i gradini più importanti della scala sociale. Abbiamo friulani ai massimi vertici delle istituzioni e questo naturalmente ci riempie d'orgoglio. Adesso si tratta di utilizzare, tra virgolette, questi nostri corregionari per far crescere anche il Friuli Venezia Giulia, per scambiare esperienze, per crescere insieme. La visita non è stata una visita solo istituzionale per cercare di buttare delle basi nuove per incentivare l'importanza dei friulani, ma è stata anche una visita che ha dedicato la sua attenzione a delle iniziative sociali importanti alla ricerca del cancro. Assolutamente, direi che principalmente questa è stata una visita finalizzata a fare in modo che grazie alle donazioni sottoscritte dai nostri corregionali, dalla famiglia Furlane con la Cassa di risparmio di Udine, si raggiunga la cifra di $1 milione. Con questi soldi rafforzeremo la collaborazione tra il CRO di Aviano, il centro di ricerca oncologica, e il Princess Margaret, che, come hai ricordato, è uno dei più importanti ospedali al mondo per la ricerca sul cancro. In questo modo i due ospedali, quello italiano e quello canadese, si scambieranno esperienze e ricerche, i nostri ricercatori italiani potranno venire a studiare qua. Credo che quello che hanno fatto i friulani di Toronto insieme alla regione e alla Cassa di risparmio sia davvero qualcosa di straordinario. Presidente Gambin, dunque essere presidenti di una famiglia furlane così importante come quella di Toronto credo sia un orgoglio ma anche una responsabilità. Certamente un orgoglio e un onore anche, dopo tutto l'onore e l'orgoglio c'è anche la responsabilità. È un edificio, una struttura e anche una composizione di gente, di sodalizio che è abbastanza grande. Siamo, non voglio annoverarmi troppo, ma forse i più grandi del Nord America. Ed oltre alla famiglia Furlane qui abbiamo anche Villa Leonardo Gambin e Friuli Terrace, sono due complessi che ospitano senior citizen, gli anziani da una parte, e una casa a lunga degenza dall'altra, quindi il nostro campus consiste di famiglia Furlane e gli altri due edifici. Sono tutti e tre amministrati dai rispettivi direttori, il consiglio di amministrazione, e insomma il lavoro ce n'è, ma lo facciamo andare avanti abbastanza bene. Qui siamo alla famiglia Furlana, ma soprattutto siamo alla presenza di un evento del Ducato dei Vini Friulani. Questa, diciamo, associazione che ormai è in tutta Italia, in tutto il mondo, e sta praticamente diffondendo la cultura della congregazione anche italiana internazionale. E Michelangelo, spieghiamo un attimino cos'è il Ducato. Parliamo di Ducato. La contea di Toronto è una contea
noi ne abbiamo due nel Ducato, una che è a Roma in Italia e una qui a Toronto. Quella di Toronto è una contea super attiva, è una contea che va presa ad esempio perché crea quegli eventi, quelle occasioni che difficilmente da noi possono essere fatte. Per cui dobbiamo prendere spunto da queste cose qui per rilanciare anche il Ducato in Italia. Ricordiamo in effetti che il Ducato ha fatto un po' da tramite anche per questa iniziativa, diciamo, di impegno sociale, che ha visto impegnato l'ospedale qui di Toronto della principessa Margaret, se non sbaglio, e anche del Claudio Aviano, quindi c'è anche un aspetto che non è solo, diciamo, goliardico culturale, ma è anche di impegno sociale. Come ti dicevo, questo è lo spunto che anche il Ducato in Italia dovrebbe prendere, non solo quelle che sono le nostre il nostro credo, che è difendere, diffondere e valorizzare l'enogastronomia del Friuli Venezia Giulia, ma attraverso questi eventi creare quel contatto continuo con le comunità dei friulani che sono in giro per il mondo. Primo di Luca, diciamo veramente un emblema per quello che è la realtà friulana a Toronto. Teniamo presenti che di 500.000 italiani che sono qui in questa città, 48.000 sono friulani. Sono friulani che sono venuti con la valigia, come si diceva, con la valigia, ma oggi sono personalità che si sono introdotte nel mondo, che hanno scelto sia di costruzione, in qualsiasi modo che hanno scelto. Oggi sono persone che il governo li rispetta e contribuiscono al paese che li ha adottati. Qui c'è l'esempio stasera, abbiamo questo fondo chiamato Friuli Fondo per ricerca alla malattia del cancro, con scambio di dottori con il Claudio Aviano, con il più grande istituto di ricerca al cancro nel Nord America, il Princess Margaret Hospital. Dunque, a distanza di 8 mesi, con l'assistenza della fondazione Krupp, Cassa di risparmio Udine Pordenone e la nostra comunità, siamo a quota $300.000. Dunque, dico veramente non perché abbiamo lavorato sodo, ma è veramente un premio, è una soddisfazione enorme. Qui la gente ci crede, a lavorare assieme, a diventare soci, ad abbattere questo male del secolo. A volte succedono anche cose curiose. Qui abbiamo il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, che è anche assessore alle attività produttive, ma non solo. Abbiamo trovato il ministro delle attività produttive proprio dell'Ontario, fra l'altro friulano, il ministro Pupatello. Ministro, è un onore e un piacere ritrovarla qui, perché lei rappresenta quello che è un po' anche l'arrivo nelle istituzioni dei friulani. Credo che sia anche per lei stato un onore poterli rappresentare, no? Per me è una roba incredibile, devo dire che adesso come furlana sto qui con i miei amici furlans, ma anche per fare come rappresentante del governo di Ontario, per dire che per gli ospiti che vengono qui, benvenuti, perché ti vengono qui proprio dal centro della cultura furlan, e qui a Toronto la famiglia furlana è proprio il centro della cultura furlana. Io devo dire che oltre a essere un bel ministro è anche molto brava a aver conservato il dialetto. Lei però viene spesso in Italia anche, no ministro? Perché mi dicono che lei ogni tanto insomma fa una capatina, no, in Friuli in Italia. Sì, adesso più spesso che non prima, ma adesso mi tocca, ma penso anche sono orgoglioso di vedere che in Friuli, specialmente Friuli Venezia Giulia, è un centro base dell'industria, i ving opportunità per i nostri business di Ontario, e penso che fra tutti i radici che vengono qui e anche che in Friuli, e trovano di opportunità per il business di Ontario. Allora è proprio un piacere adesso di essere ministro e anche di mantenere la relazione con tutti i nostri cousins e amici di Friuli.
Per una serata dove il Friuli praticamente mette in luce tutte le sue cose più belle e importanti, non poteva che mancare un menù friulano. Ma parliamone un attimo proprio con Gianni Teschia, che insomma ha curato il menù che è stato presentato questa sera, no? Sì, l'ho curato io e ho cercato di mettere un po' tutte quelle componenti della nostra terra. Dunque abbiamo incominciato con l'antipasto, abbiamo messo il prosciutto, è chiaro che non doveva mancare, poi passando al primo piatto ho messo un orzo e fagioli, anche quello classico nostro, e come piatto forte non poteva mancare un coniglio disossato, fatto diciamo al forno e con le sue verdure, e finendo con una torta di mele, visto che siamo in autunno e qui in Canada le mele sono di prammatica, dunque è un dessert che parla da solo, ecco. Qui proprio a Toronto i friulani, e sono tanti e sono anche molto forti, si sentono molto attaccati, rispettano ancora le tradizioni gastronomiche, sì? Proprio a Toronto i friulani forse rispettano molto di più le regole delle friulanità che non diciamo a casa nostra, proprio perché è qualcosa che è molto vicino al loro cuore, e difatti tu qui a Toronto, e noi siamo fortunati di questo, troviamo un po' tutti gli ingredienti che abbiamo anche da noi. La stessa farina per fare la polenta è veramente stupenda perché l'ingrediente è di prima qualità, il latte, i formaggi, ci manca ancora un po' la tecnica, questo è vero dalla madre patria, però il desiderio di creare tutti questi ricordi, se vogliamo, è talmente grande che veramente non ci fa mancare i sapori friulani. E infatti io per esempio a casa mia che faccio i salami, che metto via il formaggio, e quando vengo in Italia che lo porto giù, ma non è vero che tu fai queste robe lì, e difatti i prodotti ci sono e non ci mancano. Qui siamo con il dottor Paolo De Paoli, che è diciamo il direttore scientifico del CRO, e con il dottor Patrick Ward, che gentilmente ci ha portato in visita proprio qui nell'ospedale, ma non solo, ci ha portato in visita anche in un centro di ricerca dal nome STAR, veramente d'avanguardia, che ci ha sorpreso, perché veramente si è capito che la ricerca è fondamentale anche in questa sezione. Dottor De Paoli, dunque mi sembra che questo gemellaggio finanziato sia comunque un'arma vincente, una soluzione vincente per la ricerca sul cancro. È assolutamente essenziale, perché oggi da soli non si fa nulla, quindi bisogna collegarsi con delle reti nazionali e ovviamente internazionali. Noi siamo convinti che il Princess Margaret sia un'eccellenza assoluta, e la visita di oggi lo conferma in maniera proprio assolutamente straordinaria. Loro hanno un'eccellente attività di ricerca sul paziente, con la quale noi abbiamo iniziato a collaborare già da un anno e mezzo, in particolare nell'ambito della radioterapia e della chemioterapia di alcuni tumori. Quello che vorremmo incrementare è la collaborazione nella ricerca cosiddetta traslazionale, cioè quella che parte dal laboratorio inteso non solo come laboratorio di tipo biologico-chimico, ma anche ad esempio laboratorio per la sperimentazione di diagnostica per immagini, di terapie come quello che abbiamo visto oggi, e lavorare molto per cercare di produrre insieme qualche progetto interessante anche in questo campo. Dottore, quanto importante è avere dei fondi o comunque dell'iniziativa di questo genere, dove varie istituzioni, vari enti si uniscono per finanziare poi questi progetti? Ma è assolutamente fondamentale, perché noi disponiamo di alcuni fondi per la ricerca, ma questi fondi sono limitati. Avere un'opportunità di investire in scambi e mandare delle persone in centri così importanti è assolutamente essenziale per progredire, quindi noi siamo più che contenti e più che soddisfatti di questa iniziativa. How much important is to combine the research with the patient therapy that you got in the hospital? I think it's really very, very important, because unfortunately when many patients with cancer that we see are still not curable, and we can give them treatment, but unfortunately they will die of their cancer. By continuing to do research to improve them, to get better treatments, more rapid treatments, and what we do in the laboratories to test new treatments, drugs, types of radiation, then move them back into the hospital to treat patients and improve the way that we
treat everyone and hopefully get more cures. And we've certainly seen major progress over the past 10, 15, 20 years. And things we're doing here in the laboratory are being moved across to be tried in the clinic every day. Se ci aiuta a tradurre. Il connubio è fondamentale, essenziale, perché c'è una quota di pazienti con tumore che ancora non sono curabili e quindi con le attuali terapie le possibilità sono molto limitate. Invece quello che fanno qui in maniera estremamente intelligente e organizzata è studiare in laboratorio nuove molecole, nuovi tipi di trattamenti, portarli nella clinica, vedere la loro efficacia e quindi in alcuni casi avere anche dei successi come è avvenuto negli ultimi 10 anni. Se invece queste terapie nuove non funzionano, si ritorna in laboratorio, si riesamina la questione, si prendono nuove iniziative, nuove strategie. Quindi questo è il loro grande merito, quello di avere introdotto una collaborazione strettissima che ha portato sicuramente dei vantaggi. Un'altra sorpresa piacevole che ci ha riservato questa nostra visita a Toronto è stata quella di scoprire che a capo della polizia, proprio della regione, del Dipartimento dell'Ontario, c'è un friulano, un italiano, Julian Fantino. Comandante, è stato un piacere conoscerla, sapere che lei insomma tutela la sicurezza di tutti gli abitanti dell'Ontario, però credo che non sia un incarico con poca responsabilità. Non sono solo, quindi abbiamo tante persone che ci aiutano nel nostro settore, che anche loro fanno il meglio che possono. Abbiamo 165 stazioni di polizia nella provincia, quindi una provincia talmente vasta, il territorio. Siamo anche sui laghi, nella nostra provincia abbiamo 250.000 laghi, quindi facciamo le nostre pattuglie sui laghi, sulle strade, abbiamo un grande compito, senz'altro. Ma mi tolga una curiosità, comandante, mancano tanti anni al suo retirement, alla sua pensione, perché lei dicono che è così bravo che magari se va in pensione potrebbe venire magari a lavorare anche in Italia, no? Lo avrei già fatto veramente, avevo mirato di andare in pensione qualche anno fa, ma il primo ministro nostro della provincia veramente mi ha chiesto di prendere anche questa incarica. Lui è un bravo e grande uomo, quindi ho avuto difficoltà a rifiutarlo. Senta comandante, c'è anche un po' di orgoglio friulano ovviamente nell'incarico, perché lei è una storia di tanti italiani friulani venuti qui, partiti con poco e arrivati comunque a raggiungere grandi traguardi. Devo dire anch'io che mi meraviglio a pensare sopra, tanto che abbiamo fatto i nostri sacrifici, senz'altro, ma questa terra ci ha dato tante opportunità di ricavare i nostri pensieri e riuscire dove siamo riusciti, ma non senza sacrifici, quindi è quello che è stato il nostro successo, veramente i valori della nostra famiglia, la capacità di lavorare e dopo sempre senza lamentele fare il nostro meglio per contribuire. I sacrifici li hanno fatti i nostri genitori, loro sono stati bravi. Mio padre a 45 anni si è messo in partenza per il Canada senza mestiere, senza lingua, e noi come ragazzini abbiamo avuto già un'altra esperienza, e quindi i loro sacrifici è quelli che oggi noi abbiamo la grande opportunità di godere. Ci concediamo da questi nostri 3 giorni a Toronto, consapevoli di aver visitato una comunità friulana davvero straordinaria. Alle mie spalle potete notare il mix fra edifici vecchi ed edifici nuovi che crescono. È un po' come proprio l'identità friulana qui. I vecchi emigranti che hanno fatto tanto onore sia alla regione Friuli che all'Italia, che passano il testimone ai più giovani. Abbiamo visto che c'è anche un grande impegno di solidarietà, non si trascura nulla, quello che è ovviamente il business, però legato anche all'impegno sociale per chi più ne ha bisogno. Ma prima proprio di lasciarvi andiamo a sentire una persona che ha sempre tenuto in grande considerazione il valore aggiunto che le comunità friulane all'estero possono dare proprio al Friuli e anche all'Italia.
Presidente Tondo, per lei le comunità friulane all'estero hanno sempre costituito un valore etnico e culturale importante, imprescindibile. Ma non solo un grande valore etnico, un grande valore culturale, perché sono friulani che stanno, veneti, giuliani, italiani, che stanno a rappresentare la nostra regione, la nostra comunità appunto in paesi lontani, ma rappresentano anche grosso valore di carattere economico. Io l'anno scorso ero a Toronto. Penso che uno di noi, quando pensa al Canada, può immaginare che in Canada mancano tante cose, ma non certamente può mancare l'acqua o può mancare i fiumi. Bene, io trovare una bottiglia d'acqua proveniente dal Friuli Venezia Giulia sul tavolo di un amico di Toronto mi ha colpito, perché questo è un valore aggiunto economico, significa che i nostri corregionali, i nostri compatrioti sono talmente legati alle proprie terre, alle proprie origini, ai propri prodotti, che diventano degli ambasciatori dei nostri prodotti all'estero, e non capire che questo può essere un arricchimento non solo culturale, non solo etnico, non solo delle tradizioni, ma anche un arricchimento economico, credo che sia davvero rendere un servizio alla nostra comunità all'estero e in luogo. A noi non resta che congedarci in una maniera classica e tipica, ma lo facciamo dire direttamente al Presidente. Mandi a lui e si torni a io di presto. Fabrizio Nonis e il Presidente Renzo Tondo vi salutano e vi danno appuntamento, come sempre, alla prossima puntata.